Buonasera e benvenuti al DLF per la quinta giornata di Serie A. Qui in casa il Cottini Servizi Assicurativi vuole mantenere la sua striscia positiva, grande esordio nella massima categoria. Di fronte però a una Roma Calcio 8 GSA che scende in campo con tutta la voglia di riscattare l'ultima sconfitta contro la Venere in Bikini. Sarà una grande partita qui al DLF. Cosimi questa volta ha cercato il dribbling e il numero 9, poi una percussione di Succi in mezzo. Sestili pensa al tiro, lo prova, alto però il pallone, c'è stata una deviazione. I Valeriani, buono lo scambio per Dorazio, poi Di Vittorio prova a cambiare marcia, su di lui c'è Cioccari, allora con il tacco Valeriani va col mancino, pallone largo. E allora Dorazio, buona l'idea, pallone in avanti per Zampetti, il tocco! E qui il primo squillo del numero 11, battuto Merciaro ma pallone largo. Fase confusa in mezzo al campo, va giù anche Paolì, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Prova a ripartire il Cottini, Dorazio, pallone sul mancino, la traversa di Dorazio. Prova a replicare comunque la Roma che c'è. Nonostante qui attenzione al tacco di De Vittorio, Dorazio! Il vantaggio del Cottini Servizi Assicurativi, grandissimo tacco di De Vittorio a servire Dorazio che sotto porta è glaciale e firma il vantaggio per i padroni di casa. La spizza per Succi, cerca spazio per il tiro il numero 9, ancora Succi, su di lui c'è Fabiano, poi torna indietro da Giannini, pallone sul destro, Galassi, poi rimane lì Guadagno, che occasione per la Roma! Un'altra grande occasione sprecata da Guadagno che adesso batte il cross in mezzo, la staccata di testa, il pareggio della Roma. Paolì si è avventato come un falco sul pallone, nulla da fare per Galassi, 1-1. Per adesso il centrocampo il numero 3 e poi ancora Maschietti, su di lui torna Zampetti, cerca il tiro Maschietti, il tocco di Galassi, in qualche modo poi riesce Giannini a mantenere viva la sfera, continua ad imbastire la sua azione la Roma. Conclusione da lontanissimo, poi ci ha provato Cioccari, ancora bravo Galassi. Sentinelli, pallone lungo in qualche modo, Romozzi cerca di girarsi, cerca anche il tiro al volo, un gol fantastico di Romozzi, arriva dal nulla il destro volante del numero 88 che trova il vantaggio proprio per i biancoverdi e qui pallone che scende, non riesce ad arrivarci Merciaro, è 2-1 per il Cottini Servizi Assicurativi. Si può procedere il contropiede del Cottini. Poi Di Vittorio cerca l'idea per Dorazio, anzi per Romozzi che colpisce il palo, altro squillo qui del numero 88. Giannini, va lui col destro, pallone basso, il tocco di Vittorio, rimane lì e poi il gol sul finale di Liotti, pallone vagante raccolto dal numero 14 in extremis, pareggia la Roma Calcio a 8, 2-2 al DLF, si libera bene dell'avversario, lascia per Sestili, carica il destro, costretto però a rallentare le manovre quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, si salva la Roma che in extremis pareggia 2-2 contro il Cottini Servizio Assicurativi, un punto a testa qui al DLF. È stata condizionata dal nervosismo eccessivo della serata, però il risultato del pareggio è stato giusto comunque. È un gruppo nuovo che si sta formando e sono tutti buoni giocatori, per questo vengono giocate bene le partite, ma quando ci sarà più conoscenza tra tutto il gruppo sarà più facile vincere. Sicuramente una bella partita, sapevamo che era una squadra forte, è arrivata ai playoff lo scorso anno, quindi sapevamo che di fronte a un avversario molto organizzato e che voleva venire qua per vincere. Aveva raccolto poco nelle partite precedenti, quindi sapevamo che la classifica era bugiarda. Noi volevamo vincere assolutamente perché c'erano oggi tanti scontri diretti, ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo un gol al secondo minuto di recupero ci ha tagliato le gambe su questa vittoria, insomma.